aspetti una criticità con Barcellona, ti aspetti un grande match o quello che viene una malevata. Ma vedi, anche qui ci sarebbe da dire molto, che l'Europa così come è concepita ormai si è invecchiata, si è auto-ingessata, perché porta via tante energie senza portare da un punto di vista economico una compensazione paritetica. Perché? Perché gli unici che si arricchiscono poi sono le istituzioni, legge la UEFA, quindi voglio dire, non si capisce per quale motivo la UEFA non dovrebbe soltanto fare operazioni di segretariato generale, mentre invece dovrebbero essere tutti i club europei. Però noi abbiamo creato l'ECA, adesso l'ECA è diventata ostaggio dei catalini, che quindi il signor Presidente della UEFA è nelle braccia del Presidente del Paris Saint-Germain, perché è inaugurazione di questo Qatar così forte, così potente, così splendente, per cui ne fanno le spese tutti quelli che nell'industria del calcio ci credono.